La White di Cinzia Benvenuti ha battuto 4-1 la Yellow, conquistando il terzo posto, ma sarà la sfida tra Red e Blue a stabilire quale sarà la squadra ad aggiudicarsi la quarta edizione della Quinto Future Cup. Amici del futsal, bentornati da Silvia Vinditti al Cari Sport di Cesena, sfida finale della 2 giorni dedicata al movimento giovanile femminile. Nel pomeriggio, in compagnia di Carmine Esposito e Fabio Morra, assisteremo anche al maschile. Intanto sono entrate le squadre in campo, a sinistra la Red, a destra la Blu. Vi vado a leggere subito le formazioni. Per quanto riguarda la formazione rossa c'è Alessia De Luca con il 12, poi Noemi Bianchi, Emma Ciccalè, Martina Simongini, Lucia Gregori, Diletta Braccini, Rita Zappia, Mia Taccetti, Martina Principi, Gaia Canu, Mary Scapin e Cristina Paglia. Allenatrice Cinzia Benvenuti. Dall'altra parte la squadra di Pamela Presto con il numero 3 Chiara Murzilli, poi Sofia Baraffa, Paola Giuffrida, Sveva Urru, Zeinabo Dico, Mia Pedretti, Noemi D'Agostino, Maria Grazia Pinto, Marina Tattoli, Marzia Nobile, Jessica Favetta e Claudia Casiero. Prima una straripante Sharon Gallus ha deciso la sfida. Pensate infatti che delle 4 reti realizzate dalla White tutte portano la sua firma. Rete della bandiera di Morello dalla parte opposta. Ecco, se ci sono 3 profili da segnalare per la nazionale italiana, abbiamo detto tante volte, ma è la novità più importante quella del raduno Under 25, a cui prenderanno parte anche 3 ragazze provenienti dalla Quinto Future Cup. Sicuramente il nome di Gallus sarà stato annotato ieri, una buona prestazione nella sconfitta contro la squadra blu, e oggi davvero l'ha decisa lei, conducendo le sue sul gradino più basso del podio. Adesso un'altra sfida che opporrà tante giocatrici che ieri si sono distinte positivamente, ad esempio Orru con una doppietta per la sua squadra. Dall'altra parte bene anche Ciccalè e Simongini, anche Zappia e Principi sul tabellino. Sfida che verrà arbitrata da Marco De Fabrizis di Forlì, poi Vincenzo Donofrio di Rimini. Al crono c'è Claudio De Girolamo di Bologna. Nel pomeriggio alle 15 e alle 17 invece le finali maschili. È entrato in campo lo starting 5 deciso da Cinzia Benvenuti. Abbiamo quindi tra i pali Claudia Casiero, poi Sveva Orru, Chiara Murzilli, Noemi D'Agostino e Jessica Favetta, il capitano della formazione. Primo tocco che sarà proprio della squadra blu. Dall'altra parte invece Noemi Bianchi, Martina Simongini, Rita Zappia, Mia Taccetti e Cristina Paglia. Tutto pronto, l'ultimo check tra gli arbitri e il cronometrista. Tra poco partirà la sfida finale per l'assegnazione del titolo della quarta edizione della Quinto Future Cup. Partiti, Favetta va a destra, subito il dribbling da parte di Pedretti, la conclusione di D'Agostino, recupera immediatamente Simongini, Orru contro Paglia, finte di Orru a sinistra, tocca quel tanto che basta Paglia. Pallone in mezzo, l'anticipo su Mia Pedretti. Rimessa quindi per Sveva Orru, giocatrice appartenente al Cagliari. Si gira subito Zappia, trova però la copertura da parte di Favetta, subisce anche un fallo il capitano della formazione blu. Arriva Orru sul pallone, Favetta, scelta ancora Orru, pressata da Paglia, si prende qualche rischio da numero 6. In avanti il pallone, arriva D'Agostino, giocatrice del Loreta Protino Futsal, porta però il pallone oltre la linea. Rimessa quindi di fronte alla panchina di Pamela Presto con Cristina Paglia, giocatrice della Lazio del 2007, Simongini. C'è anche il padre presente sugli spalti per sostenere sua figlia e tutta la squadra. Simongini che è cresciuta, nata e cresciuta nell'FB5 Team Rome.
L'annuncio su Facebook quando è passata dalle giovanili della prima squadra era quello di una promessa che si sarebbe fatta valere, promessa assolutamente mantenuta da Martina Simongini. Intanto Ru in azione, D'Agostino è libera sul secondo palo, Jessica Favetta si chiude all'ultimo momento però la difesa della Red. Primo cambio pronto per Pamela Presto, intanto corner all'indietro, l'anticipo da parte di Zappia, ruba il pallone però Orru, poi lo difende con il corpo, lo scarico per Favetta, inseguita da Taccetti, trattenuta vistosamente da Favetta e arriva il primo fallo, il secondo fallo scusate, il primo l'aveva subito Favetta, adesso è lei a commetterlo. Sul pallone c'è Taccetti, anche per lei raduni al Futsal Più classe 2010. In area c'è invece Paglia, dall'altra parte Zappia, parte Taccetti, la conclusione con il mancino è anche ben indirizzata, salta comunque Casiero ma non deve intervenire. Giocatrice del CMB Claudia Casiero che rimette in gioco però Ru, che non riesce però a controllare con il ginocchio. Simongini in azione contro D'Agostino, una delle più veloci della squadra blu, scarica per Paglia, Orru contro Paglia, bene il pallone prolungato per Braccini, fermata da Favetta 2 volte. Braccini va in avanti Paglia per lasciare un po' di spazio per la battuta. Simongini sempre contro D'Agostino, sposta il pallone all'indietro, preferisce ricominciare da Noemi Bianchi del CF Scandicci. Paglia in azione, fermata da Orru, perde l'attimo, si inserisce bene Orru, ancora Orru in azione personale, fermata però da Simongini, al centro era andata D'Agostino, potenziale 2 contro 1 che non si concretizza per la squadra blu. In piedi sia Benvenuti che Presto, pallone recuperato, verrà battuto da Svevorru, pallone in mezzo, non ci può arrivare però Mia Pedretti del Valtordino al limite dell'area di rigore, il pallone sfila via. Taccetti per Simongini, subito pressata da D'Agostino, va sul vertice, aspetta che il pallone esca perché la rimessa è sua. Bianchi in avanti con il lancio, salta Favetta, interviene alle sue spalle Casiero, ripartita già da Orru che ha un sacco di spazio, lo va a chiudere allora la neoentrata Principi, mentre conclude Orru in diagonale. Primo tentativo interessante per la giocatrice cagliaritana, cresciuta nella scuola calcio Gigi Riva, poi Med e Cagliari. Una delle sue compagne di squadra, Alice Virdis, ha vinto la competizione lo scorso anno, proverà ad imitarla, mette giù il pallone bene Braccini sull'attacco di Favetta, pisata per Simongini, interviene allora D'Agostino, gira con l'esterno, ricomincia da Pedretti, la finta buona su Braccini, va Pedretti in profondità per Favetta, leggermente lungo il passaggio, ringrazia comunque Jessica Favetta del CLT classe 2008. Entra in campo l'altro capitano che è Lucia Gregori, che invece dell'Ocasa Falconara, proprio il nome della formazione finalista della Serie Fables il 15 giugno. Intanto la corsa da parte di Braccini fino in fondo contro Casiero, riesce a calciare, occasionissima per la squadra rossa, la stessa Braccini che va ad incoraggiare le sue. Ora c'è il corner e va Gregori sul pallone, movimento in area di rigore, lascia scorrere Principi, pallone che arriva a Braccini, ora Principi, pressata da Favetta, sporca il pallone, allargato per Simongini, solito duello con D'Agostino, Simongini, la conclusione sul secondo palo, non c'era nessuno, spunto interessante della numero 4 che già ieri aveva fatto molto bene nella semifinale vinta per 4-0. Un poker chiuso proprio dalla sua marcatura. Pedretti, Favetta da Orru in velocità su Gregori, va Orru, pallone sul mancino, conclusione, interviene Bianchi, Gregori recupera, inseguita ancora da Orru,
fa su il pallone, Gregori glielo strappa da sola, però la insegue di nuovo Ru che fa valere il fisico frapponendosi fra Gregori e la sfera. Cambio, entra Murzilli al posto di Favetta, indietreggia Gregori, Murzilli della Fenice in avanti per Zenabou Diko, entrata da poco, giocatrice originaria del Mali e appartenente allo Sport Village. Pedretti per Murzilli, ancora Pedretti dalla distanza, conclusione indirizzata verso il palo più lontano, verso l'incrocio più lontano. Ha controllato però senza scomporsi Noemi Bianchi. Il lancio in avanti dove c'è Braccini, attaccata immediatamente da Murzilli. Principi ha cercato Simongini che ringrazia per il servizio. Nel corridoio centrale si era creato un varco che non riesce però a sfruttare la squadra red. Scorsi 4 minuti. Murzilli in avanti dove c'è Diko Zenabou, cade, non c'è nulla, si continua a giocare, la rimessa è della squadra red. Principi, bisogna però aspettare per la ripresa del gioco perché c'è a terra Zenabou, qualche problemino, si rialza prontamente la numero 7, incoraggiata anche da Pedretti lì vicino, quindi rimessa Principi per Simongini in area di rigore, allarga bene per Gregori che va a sfidare Pinto, combinazione buona con Braccini, ancora Gregori con il destro, il piattone interviene sul primo palo Claudia Casiero. Calcio d'angolo conquistato da Lucia Gregori. Un'occhiata alle compagne, all'indietro Simongini che calcia quando è però completamente sbilanciata all'indietro, ne esce fuori una conclusione rivedibile. Casiero in avanti da Diko Zenabou, la tocca Simongini. Murzilli, buono il lancio in avanti per Pedretti che è riuscita a intervenire con una conclusione volante, fermata però bene da Bianchi. Braccini si gira sull'attacco di Diko Zenabou, di nuovo il duello tra le due, alla meglio la numero 7 che vince anche il contrasto con Simongini. Adesso sul pallone c'è Pinto che va a calciare, trova Gregori, pisata elegante, scarico per Simongini nel corridoio, ancora per Gregori in scivolata, la chiusura da parte di Murzilli. Bel gioco espresso sul parquet del Carisport di Cesena. Il taglio di Principi, Gregori chiede un appoggio, sbaglia poi completamente il fallo laterale, non c'era però nessuno lì vicino, si erano un po' nascoste le compagne. C'è l'emozione della finale, c'è l'emozione di presenze importanti in tribuna come quella del CT Francesca Salvatore che selezionerà 3 profili da aggregare nel raduno di Policoro. Il maschile è un'iniziativa che c'è già da tempo, è portato alla formazione di una nazionale under 19 sperimentale. Esce Bianchi, si era avventata da quelle parti anche Diko Zenabou. Braccini, corto per Simongini. Gregori, pressione di Murzilli, evitata la numero 3, pallone in mezzo, anticipo di Favetta. Murzilli di nuovo contro Gregori che va in anticipo sul pallone e poi tocca per ultima sulla spinta di Murzilli e c'è quindi il calcio d'angolo. In mezzo Diko Zenabou, spazio per la conclusione di Orru che arriva con il destro, non il suo piede preferito. 5 minuti trascorsi, sempre 0-0. Bianchi da Gregori, in avanti da Braccini, inseguita da Murzilli. Gregori riceve il pallone a sinistra, le finte su Favetta, deve rientrare, sostegno in Braccini, chiusa di nuovo da Murzilli che si sta impegnando su qualsiasi pallone, giocatrice del 2008. Gregori in mezzo solo Braccini, Simongini in dribbling su Diko Zenabou, poi la conclusione scivola però al momento del tiro, si rialza e torna in difesa perché c'è in azione Orru con le sue finte chiuse però dall'intervento di Cristina Paglia. Favetta, Murzilli
contro Gregori che le mette pressione e tocca il pallone all'indietro di nuovo il capitano Jessica Favetta, chiama il movimento di Dico e Zenabo. Murzilli, Orru sull'out di sinistra, prova il dribbling su Paglia che le aveva lasciato però poco spazio, costretta a portare il pallone in fallo laterale. Svevorru, entra anche Sofia Baraffa con il numero 4 per la formazione blu, giocatrice dell'Atletico Foligno. Paglia in avanti, insegue il pallone Braccini, in scivolata è andata Favetta, rientra Braccini con il mancino, sul secondo palo c'era anche Paglia, nessuna delle due riesce a girare verso la porta di Casiero, occasionissima però per la formazione Red. Va via Murzilli con un fallo, la ferma Lucia Gregori. Calcio di punizione quindi per la formazione blu. Favetta ha cercato Baraffa, in anticipo ancora Gregori, pulita nell'intervento. Paglia sul taglio buono da parte di Ciccale, compagna di squadra con Falconara, si continua a manovrare con le rosse. Adesso ripartenza però da parte di Orru contro Gregori, si è allargata anche Favetta, servita a sinistra, rimette in mezzo, non ha seguito l'azione Orru che voleva la conclusione, poi spazza Ciccale addosso a Gregori, qualche apprensione in difesa, alla fine butta fuori il pallone Paglia e permette alle sue di risistemarsi. Orru all'indietro per Murzilli che sistema il pallone, va con il destro, bella la conclusione, fermata però da Bianchi con il lancio per Braccini subito contro Favetta. Il dribbling della numero 6 fino in fondo, tocca ancora una volta Murzilli. Rimessa laterale per le rosse. Paglia sistema il pallone sulla linea, si muove Braccini in avanti, servita all'indietro ancora per Paglia, alla fine arriva Gregori che va con il mancino, conclusione un po' debole però. Al cambio Murzilli ed entra invece Marina Tattoli. Orru, le finte su Ciccale, va via Orru, tocca il primo pallone Tattoli. Favetta alza la testa con l'imbucata buona per Orru che può girarsi al limite dell'area di rigore, arriva Baraffa alle sue spalle, in mezzo ancora per Orru, Braccini l'intervento, poi Baraffa sul primo palo, Bianchi blocca il pallone. Ciccale 2010 in avanti per Braccini contro Favetta, prova a rientrare Braccini, arriva Orru, poi anche Baraffa, a destra si distende Tattoli, in avanti il servizio di Baraffa, troppo lungo. Paglia, Gregori, va da Ciccale in mezzo per Paglia, interviene solo per un attimo Tattoli, poi buono il pallone per Orru che lo tiene in campo facendo un buon lavoro anche su Zappia, vince il duello con Gregori, alla fine il campo termina, le aveva tolto la visuale Cristina Paglia che va a battere anche la rimessa con Lucia Gregori, si prende tempo per pensare alla numero 5, Ciccale va a mettere pressione Orru, saltata da Ciccale, Zappia contro Favetta, prolunga bene per Ciccale che rimette in mezzo, c'è Casiero sul primo palo, Favetta può ripartire dalla parte opposta, saltata Zappia, in campo aperto, è uscita benissimo Bianchi con i piedi di fronte alla propria panchina, gli applausi di Pamela Presto. A cambio Favetta rientra Murzilli. Orru, Murzilli va da Tattoli su Paglia, la conclusione di Tattoli, Bianchi senza problemi, rimane su Baraffa, arriva anche Orru, Ciccale ad impostare per Zappia, pressata subito da Murzilli che sta dando molto fastidio lì dietro. Chiara Murzilli in avanti con il mancino Casiero, preciso per Orru che mette giù Ciccale a dare disturbo, arriva anche il raddoppio di Zappia, ne servono due per fermare Svevorru,
Murzilli dalla parte opposta, Tattoli, sale Paglia su di lei, Tattoli, lo scambio con Baraffa cercato, in anticipo c'è Gregori, Baraffa, Murzilli di nuovo sul secondo palo, c'era Tattoli, ben appostata però Paglia che allontana il pericolo, Casiero con i piedi, Paglia di nuovo, Ciccalè prova a girarsi su Orru, mantiene il possesso in collaborazione con Paglia che poi cerca la cosa più difficile invece di ripartire da Gregori. Orru, Murzilli, sale Zappia, D'Agostino appena rientrata contro Paglia, Suolate, scarico, Orru, va a saltare Ciccalè, un'altra volta il raddoppio efficace da parte di Zappia, l'ha studiata bene questa situazione la Red di Pamela Presto, sapendo che i pericoli maggiori arrivano sicuramente dalla numero 6. D'Agostino contro Paglia, accorcia lì vicino Zappia, praticamente l'incaricata al raddoppio, mette in mezzo comunque D'Agostino, esce palla al piede Gregori, inseguita da Tattoli, la scivolata di Murzilli, ennesimo pallone sporcato dalla numero 3 che torna in difesa, intanto ha battuto male la rimessa Gregori e c'è il primo time out chiamato della panchina delle blu, quella di Cinzia Benvenuti. Torniamo in campo, la rimessa è delle blu con D'Agostino, Murzilli, ancora da Orru contro Ciccalè, interviene Tattoli, poi Zappia, Tattoli alla meglio ma non riesce a guadagnare la rimessa in gioco, è rientrata Martina Simongini. Zappia contro Orru, carezza il pallone, va lì indietro ancora la Simongini, trova spazio per la conclusione, fermata però bene da Orru. Simongini fermata da Tattoli, piattone con il destro, Tattoli dalla parte opposta inseguita da Paglia, Tattoli fino in fondo oltre la linea laterale, non si è ancora sbloccata la finale che assegnerà lo scettro della quarta edizione della Quinto Future Cup, una vetrina dedicata al movimento giovanile, uno dei personaggi più importanti nello sviluppo di questo progetto è stato Piero Gialli, scomparso qualche giorno fa, ricordato spesso da Stefano Castiglia e tutti i consiglieri, ma anche tutti i ragazzi e le ragazze che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Zappia salta di netto Murzilli, ancora Zappia alla conclusione con il destro, ha fatto tutto benissimo la numero 7. Prima il dribbling sull'out, non c'era molto spazio, poi il destro a mezza altezza, fuori però di almeno una ventina di centimetri. Orru, rientrata Pedretti, servita a sinistra, su alla rimessa, va a distanza Simongini, Orru, allarga per Murzilli, su di lei Ciccalè, le finte di Murzilli, si deve fermare però, non la molla Ciccalè, ricomincia con intelligenza da Casiero in avanti, salta Simongini con la testa, buono per Zappia, prolunga ancora per Ciccalè, ferma tutto Murzilli, tende poi che esca il pallone, la rimessa è sua, si allarga per ricevere Orru,
guarda in avanti Murzilli, poi scelta proprio la numero 6 contro Zappia, scambio con Pedretti, chiuso però dall'intervento di Ciccale, ora richiamata in panchina, al suo posto pronta a rientrare Diletta Braccini. Murzilli, Orru difende il pallone con il corpo, prova a girarsi, trova l'ottima copertura di Simongini. Zappia in avanti, lancia in campo aperto Taccetti, arriva in anticipo però Murzilli, tocca Taccetti, poi Casiero con le mani. Gioco è fermo perché si è fatta male Orru, si tocca la caviglia. Intervento di Simongini in chiusura prima, in quella circostanza è stata toccata in maniera involontaria Orru, che ora va al cambio ma non sembra avere problemi. Rientra Baraffa. C'è da asciugare il campo. Sempre tutto fermo sullo 0-0. Ne approfitta Benvenuti per parlare un po' con la panchina. Il gioco ripartirà da Casiero. In avanti, tocca a Braccini, sbaglia però il servizio verso la compagna. Murzilli gira, Pedretti aggira l'ostacolo che è Braccini, poi Baraffa, interviene Simongini 2 volte, anche su Baraffa continua però l'azione delle blu con Pedretti che nasconde bene il pallone alla difesa avversaria, va via Favetta saltando Braccini, poi la conclusione con il destro. Applausi per Jessica Favetta. Rimessa in gioco con Bianchi, lancio lungo, troppo per Braccini, diventa un passaggio praticamente per Casiero. Alza il pallone, Zappia interviene, poi buca l'intervento però Baraffa lì indietro, prova a girare, trova Braccini, aggira anche lei, pallone per Favetta che resiste alla carica dei Braccini, poi Zappia di nuovo contro Favetta, tutto regolare, si lotta a centrocampo, interviene Braccini, scivolata dalla parte opposta di Pedretti. Taccetti ora, Zappia alza la testa, un attimo perde il controllo della sfera, recuperata da Murzilli. Pedretti per Murzilli, interviene per un attimo Taccetti, che ora però deve difendere il pallone perché c'è Murzilli da quelle parti in scivolata, ci ha provato la numero 3, pallone mantenuto, possesso mantenuto da Taccetti. Il 5 di Pamela Presto quando è passata lì vicino, Braccini mette giù, Favetta l'attacca, scarico buono per Taccetti, interviene ancora Murzilli che poi protegge il pallone. Finale molto equilibrata, meno di 6 minuti all'intervallo. È rientrata Orru. Favetta in avanti, Baraffa in anticipo su Simongini che la insegue, fa un ottimo lavoro perché permette l'uscita di Bianchi. Braccini, il controllo con il ginocchio sul mancino, deve girarsi, ci riesce molto bene, pallone per Taccetti, prolunga in avanti per Zappia, poi Simongini prova a saltare Orru, regala però il pallone a Baraffa, scambio corto, Baraffa la conclusione, Simongini era andata comunque in scivolata e c'è il time out chiamato questa volta dalla panchina di Pamela Presto. Un altro minuto di break per noi.
Ci risiamo. Alberto Mancini ha parlato sia con Bianchi che con Braccini lì davanti, quindi probabilmente ci sarà un lancio lungo da quelle parti, che arriva Braccini contro Favetta, si gira Braccini, la conclusione all'angolino, schema combinato durante il time out è perfettamente riuscito, in vantaggio la formazione rossa con Braccini. L'avevamo visto chiaramente nel time out e infatti Mancini è andato ad abbracciare Braccini. Lo schema combinato era giusto, ha chiamato la posizione su Braccini, ha chiamato la misura del lancio di Noemi Bianchi, è arrivato puntualmente il gol con la numero 6 e adesso la formazione blu che deve cercare di inseguire la rete di vantaggio che si è concretizzata al 15° minuto di gioco. Gregori scambia con Simongini, pallone troppo lungo nonostante la corsa veloce di Gregori. Rimane su in pressione la Red, gira Favetta in avanti per Orru, è buono il pallone, si continua a giocare, si gira Orru, trova Simongini all'indietro, la sovrapposizione di Giuffrida appena entrata, fa tutto da sola però Orru. Favetta con calma, sale Braccini su di lei, servita Pedretti che deve impegnarsi nell'aggancio. Orru in avanti, si libera alla conclusione, esce bene Bianchi, poi allontana Gregori. Casiero, pericolo per la difesa delle Red, in avanti Casiero, rimbalza il pallone sul corpo di Orru che ora si gira per puntare, interviene Braccini, conclusione di Orru fermata da Simongini, raddoppio sistematico ordinato su Orru. Favetta, trova spazio per il mancino che finisce però a largo rispetto alla porta di Noemi Bianchi, che ha servito con le mani l'assist per Braccini per il gol dell'1-0 nella finale tra blu e red. In vantaggio le Red di Pamela Presto, occhiata al cronometro da parte di Gregori, meno di 4 minuti al termine, con le mani di nuovo in avanti Bianchi, questa volta non riesce ad agganciare il terminale offensivo che è Paglia. Pedretti fermata da Gregori, Paglia in qualche modo, poi Favetta vince Paglia il duello, può andare a concludere, lo fa in caduta. Sicuramente coraggiosa la numero 13 che ha resistito ad un paio di cariche e poi è andata alla conclusione senza trovare però la porta. Casiero, Orru, sfugge il pallone sotto la suola. Bianchi riparte da Gregori, alza la testa il capitano. Simongini scambia ancora con Gregori, la controlla Murzilli, si porta il pallone in fallo laterale. Lucia Gregori, giocatrice proveniente dalla Polisportiva Boca, poi passata all'Ocasa Falconara, esordio in Serie A, 14 anni e 9 mesi nella scorsa stagione, anche il gol alla sua prima contro il Lamezia. In casa il Palabadiali, capitano dell'Under 15 che ha vinto tutto nella categoria. Pallone ora per Taccetti, lo spunto di Paglia, fermata da Murzilli per un attimo, ancora Paglia da terra, Orru recupera, allarga bene per D'Agostino che sale su Lata, rimette in mezzo dalla parte opposta, era buona l'idea, si è chiusa però la Red con l'intervento di Taccetti, arriva ancora Orru su di lei, Murzilli, la conclusione con la punta, tocca Paglia che sta correndo ovunque, calcio d'angolo per la formazione blu che vuole assolutamente arrivare al pareggio. Orru, taglio in mezzo di Murzilli, la conclusione di Favetta, arriva sul primo palo Bianchi e poi allontana Simongini, di nuovo calcio d'angolo per la blu. Si riposiziona la squadra blu per il secondo calcio d'angolo consecutivo. Orru in mezzo, il tacco di Murzilli che aveva visto con la coda dell'occhio l'inserimento di Favetta. D'Agostino in avanti, Orru si fa vedere, a chiudere la strada Simongini, di vicino anche Paglia.
allarga con l'esterno per Favetta, Murzilli in mezzo, tocca Gregori e Bianchi evita il calcio d'angolo. Simongini rimane su D'Agostino, Gregori va a sfidare Murzilli, si fa vedere Paglia scoprendo il passaggio, Gregori con il mancino, pallone letto bene da D'Agostino che prova a ripartire, tocca però Taccetti, lascia scorrere Favetta, può battere la rimessa. Ultimi 2 minuti di questo primo tempo della finale, quarta edizione della Quinto Future Cup. Cade a terra Murzilli, l'aiuta Simongini a rialzarsi, Gregori con l'esterno, buono lo spazio creato per Braccini che salta Orru, torna però su di lei la numero 6 e ora va in dribbling su Gregori, è tornato a sua volta Braccini, Simongini il disimpegno elegante, controlla il pallone, scaricato poi lato per Gregori, attende e bassa la difesa della blu, sbaglia Braccini che non era pressata, infatti si arrabbia con se stessa, è rientrata la numero 7 Dico Zenabo, 2009, 26 agosto sulla carta d'identità. Favetta in avanti con la punta, buono il pallone per Orru che deve girarsi contro Simongini, vince il duello la numero 4 in maglia rossa, ora Braccini che supera D'Agostino, inseguita però dalla numero 9 in scivolata. Si rialza senza problemi Braccini, la rimessa che sarà della squadra rossa, si è avvicinata a Simongini, lascia però a Paglia e si allontana, inizia a contare l'arbitro, Paglia batte per Simongini, si è allargata a sinistra Gaia Kanu, recupero di Orru che vede il movimento di D'Agostino, poi si mette in proprio le finte, il mancino contrastato però da Simongini che fa sì che il pallone arrivi docile tra le braccia di Bianchi, in avanti chiama il pallone Braccini, forse trattenuta da Favetta, si continua a giocare, Casiero dalla parte opposta ancora per Orru, sale anche D'Agostino, Dico riceve, tocca Kanu, Simongini, Braccini toccata da Orru, non viene fischiato nulla, non era un colpo sicuramente cattivo. Paglia fermata da Dico, riparte D'Agostino servendo subito per Orru che va a saltare Simongini che all'ultimo secondo riesce a ripiegare in scivolata. Sempre pulita anche negli interventi più difficili Martina Simongini. Si avvicina Favetta, la conclusione con il destro, tocca Simongini, calcio d'angolo. Non se n'è accorta Braccini che era andata in profondità, subito richiamata però da Kanu. In prima linea in copertura Braccini, in mezzo va Dico, pallone scaricato, troppo timido però quello calciato da Orru. Simongini salta, Dico in profondità, bene per Kanu a sinistra, l'idea per Braccini con il mancino fuori. Assist di Kanu, sua zia Ilari Kanu, il portiere dell'FB5 da ben 23 stagioni, se non si chiama fedeltà questa non so che nome darle. E intanto arriva la sirena del primo tempo che si conclude sul risultato di 0-1, blu 0, red 1. La rete fino a questo momento è di Braccini su assist con le mani da parte di Bianchi. Noi ci fermiamo per qualche minuto, rimanete perché tra un po' c'è la ripresa della finale della quarta edizione della Quinto Future Cup. Ciao!
Braccini ripartiti per il secondo tempo, proprio la numero 6 ha deciso il primo parziale di 1-0 per la squadra rossa e la finale per la quarta edizione della Kingfisher Cup. E siamo al Carisport di Cesena, dove siamo stati per un mese quasi, tanti eventi organizzati dalla divisione calcio a 5 e poi quello conclusivo, la Kingfisher Cup, in collaborazione con Club Italia, FIGC, settore giovanile scolastico e comitati regionali. Intanto Favetta sull'esterno, primo pericolo corso da De Luca, subentrata in porta al posto di Noemi Bianchi. Dall'altra parte invece l'ingresso di Marzia Nobile. Paglia chiama il pallone Simongini, prestata da Tattoli. Paglia contro Ru, cambia strada, bara Simongini, sale Tattoli in dribbling, Simongini in avanti, si è mossa bene, Canu si impenna il pallone, arriva il primo intervento di Nobile, si lancia in avanti per Tattoli, pressione di Simongini, arriva anche Braccini con una leggera spinta, Murzilli prova a saltare Braccini, guadagna la rimessa. Murzilli si è avvicinata a Favetta, gioco allargato per Orru che va subito a sfidare Paglia, guadagna spazio centrale e glielo chiude la stessa Paglia. Benvenuti che abbraccia Baraffa mentre le spiega movimenti prima di rimandarla in campo. Murzilli per Favetta, anticipo di Paglia, partita molto accorta della numero 13. Favetta, altra numero 13, fascia di capitano sul braccio, rappresentata in lava centrale. Braccini prova a saltare Favetta, carica il mancino, era uscita. Nobile ha trovato la conclusione, la numero 6, nulla di fatto. Ancora Nobile, è rientrata Baraffa, servita proprio lei, stacca di testa però Simongini, imperiosa Favetta, entra Simongini in difesa perché lì davanti si sta muovendo Baraffa, pallone però troppo lungo per lei. Rimette in gioco la formazione rossa, Paglia contro Orru, Simongini centrale, scende a dare un appoggio Canu, si va in avanti però c'è Braccini che va a lottare con Murzilli, pallone rimbalza e finisce tra le mani di Nobile. Canu all'intercetto che non riesce per un soffio. Canu ancora, rimessa in gioco per Simongini. Paglia, sale un po' Baraffa. Paglia porta il pallone ancora da Simongini, continua lo scambio tra le due. Braccini aggancia, la va a pressare Murzilli, superata, Braccini in mezzo per Canu, la conclusione sul secondo palo è arrivata Murzilli che ha evitato un gol praticamente fatto. Intervento pazzesco di Murzilli, cosa ha tolto dalla porta, incredula Canu. Era partita addirittura la musichetta allo stacco del gol, ma all'ultimo secondo è intervenuta Murzilli togliendo il pallone proprio sulla linea di porta. Al cambio Favetta, al suo posto rientra invece Pedretti, chance gigantesca per le rosse, prima con Braccini e poi con Canu. Braccini chiama il pallone Simongini, si allarga Paglia in avanti ancora per Canu che aggancia in area di rigore, la respinge all'indietro Baraffa, riconquista anche la sfera, allarga per Pedretti contro Braccini, dai e vai con Murzilli, precisa, inserimento buono di Pedretti e poi la chiusura di Simongini. Voti alti anche per Murzilli sicuramente, non soltanto per il gol praticamente fatto e salvato sulla linea di porta. A conclusione e c'è il tocco per il calcio d'angolo di cui beneficia la formazione blu con Sofia Baraffa.
Pallone in mezzo, in anticipo su tutti Kanu. Rimessa laterale, rimane in attacco la blu, che è sotto di un gol. Baraffa per Pedretti, in scivolata Kanu, non concede varchi. Ancora Baraffa, chiama il giro Orru, pallone regalato però a Paglia che riparte velocemente per la formazione rossa. Si ferma Paglia, dall'altra parte c'è Braccini, è arrivata anche Kanu, pensa un po' sul da farsi, prova il dribbling su Orru, se ne va Paglia, esce benissimo al limite Nobile. Baraffa dalla parte opposta, è tornata ancora Paglia come un treno, cade a terra, non c'è fallo, la scavalca praticamente Baraffa, poi viene fischiato il fallo commesso proprio da Paglia, va a chiedere scusa anche a Baraffa. Arrivano comunque complimenti per Cristina Paglia dalla panchina delle Red. Pedretti in verticale per Baraffa, attaccata da Gregori, la salta poi Simoncini in scivolata, in calcio d'angolo. Al cambio Pedretti, entra al suo posto D'Agostino. Servita il destro di D'Agostino, indirizzato all'incrocio leggermente alto. Può rimettere in gioco Alessia De Luca, anche la sua gemella Giulia De Luca della Dace Verona fa parte di questa Quinto Future Cup. Simoncini da Paglia, pressione di Orru, ancora Paglia per Gregori che prolunga sulla parallela, Paglia in anticipo su Orru, va ad inseguire il pallone, c'è Murzilli attaccata anche da Zappia che in maniera silenziosa aveva trovato spazio alle spalle di Murzilli, ora deve rientrare velocemente in difesa. D'Agostino allarga il campo in diagonale, ancora Paglia su tutti, Murzilli si porta il pallone sul mancino, poi va con la puntata esterna del destro e trova la chiusura del muro rosso. C'è Paglia che ora chiede il cambio perché è stremata dalle continue navette eseguite nell'ultimo minuto. Orru contro Zappia, saltata, Orru arriva a sporcare il tentativo, Lucia Gregori esce con la lingua fuori dai denti. Paglia davvero ha corso tantissimo, temperatura elevata qui al Carisport di Cesena che contribuisce, no? È anche la partita di ieri, due gare importanti sulle gambe in appena 2 giorni. Gregori, Simoncini per Zappia che salta bene, Murzilli è arrivata però Baraffa, tocca ancora il pallone Zappia. Orru arriva a sostegno, Zappia su tutti, Zappia di nuovo, il duello con Orru, il pallone riconquistato dalla numero 6 in maglia blu, rientra Dico Zenabo. Orru davanti per Baraffa, chiama il pallone D'Agostino, dimenticata dalla difesa, tornata in copertura Martina Principi, pallone recuperato comunque dalla formazione rossa. Principi da Gregori, sale Orru, Gregori, Pisada, Simoncini, spalle alla porta, Principi le ruba il pallone, D'Agostino che fa un buon gioco anche su Simoncini, ma è finito il campo. Tanta qualità tecnica per Noemi D'Agostino che ha partecipato a uno stage giovanile organizzato in Spagna dal Real Madrid, ha fatto parte anche dell'ultimo torneo delle regioni. Riparte Orru, si stacca Dico Zenabo, pallone per D'Agostino, prolungato per Baraffa, la insegue Gregori ma sbaglia il controllo la numero 4 dell'Atletico Foligno. Questa è la società di appartenenza, proprio suo il gol che ha permesso alla formazione Under 19 del Foligno di trionfare nel campionato regionale. Intanto Principi a destra per Zappia, al controllo interviene D'Agostino, pallone ancora per Principi, tocca soltanto Marzia Nobile, il pallone che si infila in rete e c'è il raddoppio della Red. Principi abbracciata da Braccini che è entrata in campo, l'autrice del primo e del secondo gol in un'unica inquadratura. Aumenta quindi il vantaggio la formazione allenata da Pamela Presto al minuto 6:30 della ripresa. Baraffa all'indietro,
D'Agostino, pressione di Principi. Dico Zenabo, in velocità Favetta, salta Zappia, ancora Favetta con l'esterno per Baraffa, chiusura di Gregori. Rimessa Baraffa, all'indietro per Favetta, Dico Zenabo, la conclusione con il destro, con il piatto, ci ha provato la numero 7. 2 reti da recuperare per le blu di Cinzia Benvenuti, che osserva braccia conserte. De Luca per Simongini con la suola, movimento in profondità di Gregori, vista ma servita con un passaggio impreciso. Può recuperare il pallone Nobile del Canicattì. In avanti salta Gregori, Zappia, Baraffa recupera a centrocampo, ancora Zappia, ci mette lo zampino, giocatrice della Osta. È stata premiata anche come capocannoniere nel primo torneo nazionale Città di Padova. D'Agostino intanto in azione, ostacolata proprio da Zappia. Rimessa in gioco per le blu. Zappia è andata su la numero 13 delle blu, Jessica Favetta, riesce a conquistare il calcio d'angolo. Si fa vedere Simongini che va a calciare, di nuovo sbilanciata. Zappia prova a rimettere in gioco, nulla di fatto. Rimessa che sarà di Marzia Nobile. D'Agostino per Favetta, in incontro Dico Zenabo, la pressa Simongini, cercare spazio centrale, poi il pallone recuperato da Principi, lo scambio con Zappia. Principi ancora si ritrova lì, il pallone si chiude in qualche modo la difesa delle blu. In area di rigore rimane Zappia, si avvicina anche Simongini, servita dal limite 10 metri più o meno, intervento di Dico Zenabo che recupera il pallone, ne va in velocità, Zappia ci mette il fisico e riesce a rallentare l'azione delle blu e anche a guadagnare la rimessa praticamente il massimo possibile. Gregori per Taccetti, a sinistra ancora da Zappia, in mezzo va Taccetti, Zappia la vede, Taccetti deve girarsi, cerca sostegno in Gregori. Principi si complica un po' la vita, intervento in opposizione era stato di Murzilli. In avanti Nobile, recupera ancora Principi, va da sola, Murzilli scivolata, regolare l'intervento, però bisogna fermare il gioco perché è rimasta giù Martina Principi, un colpo al fianco per lei. Interviene la fisioterapista. Mentre siamo intorno al 9° minuto di gioco, vi ricordo gli appuntamenti nel pomeriggio con le finali della competizione maschile alle 15 e alle 17, anche per quanto riguarda la formazione maschile, le 2 in campo e anche quelle che hanno giocato ieri, c'è la possibilità della convocazione nel raduno nazionale che si terrà a Pesaro dal 12 al 15 giugno. Nel femminile invece sono 3 i nomi che andranno a partecipare al raduno di Policoro. Intanto si è rialzata fortunatamente senza problemi Principi, giocatrice del Mondolfo calcio a 5, seconda Future Cup per lei. È rientrata Paglia. Favetta da Murzilli in avanti, rincorre il pallone Orru e deve liberarsi di Gregori, riesce a calciare in diagonale, pallone finisce fuori. De Luca inizia a contare l'arbitro. Taccetti in avanti per Paglia, recupera D'Agostino, Paglia su di lei, gira bene il pallone, Favetta all'indietro per Murzilli. Orru, un po' di spazio per lei, Taccetti in chiusura, in rimessa laterale,
Favetta. Rimessa per Murzilli che può calciare da lì, chiude Paglia. D'Agostino lascia scorrere. E lei a rimettere in gioco. Pallone sulla linea. All'indietro da Murzilli. Sale subito Taccetti. Triangolazione perfetta tra Murzilli e D'Agostino. Poi Braccini che va a guadagnare la rimessa facendo rimbalzare il pallone su Orru. Taccetti. Gregori per Paglia, tra le linee Braccini, ancora Gregori, deve allargarsi Taccetti per dare spazio, si passa ancora da Paglia. Gregori, Taccetti, 1-2 con Gregori, torna in copertura Orru, Braccini prova a cercare spazio, Murzilli le strappa via il pallone in modo regolare, va a concludere, rimane a terra però Braccini, colpo sulla caviglia, altra interruzione necessaria per sincerarci tutti quanti delle condizioni di Braccini che chiede il cambio. Lei in gol insieme a Principi nel 2-0 che regge fino a questo momento nella finale che segnerà il trofeo alla Coppa della Kingfisher Cup. Rientra allora Emma Ciccalè, De Lucasa Falconara, così come Gregori, De Luca. Rimette per Gregori, si avvicina a Ciccalè al centro, in mezzo invece c'è Taccetti che è andata, sporca il pallone Orru. De Luca. Ultimo quarto della finale, 2 giorni di puro futsal giovanile qui al Carisport di Cesena. Un palazzetto che è rinato in 20 mesi dopo l'alluvione che c'è stata purtroppo nel 2023. Paglia in velocità, prova a saltare Favetta, guadagna la rimessa. Paglia alza il pallone in area di rigore, esce bene Marzia Nobile, al limite dell'area di rigore deve lasciare la sfera. Calcio d'angolo, Ciccalè con la punta all'indietro Paglia. Di vicino anche Taccetti. Paglia contro Favetta. Scelta Gregori che deve rientrare su Orru. Solita pisata elegante Paglia, poi tocca Favetta, altra rimessa laterale per la formazione rossa. Pronta a rientrare Maria Grazia Pinto, anche lei in gol nella semifinale di ieri. Paglia all'indietro, Gregori scambia ancora con la numero 13. Favetta nell'intervento evitata, Ciccalè con Taccetti spinta all'indietro da Murzilli, si libera bene, poi non ritrova il pallone però Taccetti, al cambio Gregori e quindi su Orru va direttamente Paglia, ora lasciata a Simongini appena entrata al posto di Gregori. Favetta in avanti con il mancino, buono il corridoio per Orru che può girarsi al limite dell'area di rigore sul mancino, scarico per Murzilli che è arrivata, chiusa da Ciccalè, ancora Murzilli in azione, rimette in mezzo quasi a memoria, allontana Paglia, esce dai pali Nobile in avanti, il lancio oltre la linea di fondo. Meno di 9 minuti, 2 reti da recuperare per la formazione blu. Rosse su con Braccini e con Principi. Paglia, Simongini, gira ancora da Ciccalè, tra le linee incontro Taccetti che affretta però il dai e vai con Ciccalè. Orru tiene in campo il pallone ma l'aspetta lì Simongini che le sbarra la strada. Rimessa ancora per Orru, per la squadra blu. È rientrata Pedretti. Murzilli alla conclusione, sicura nella presa De Luca, il primo vero intervento per lei. Paglia, Pinto su di lei, evitata. Ancora Paglia in azione, allarga bene per Taccetti, la conclusione Marzia Nobile in spaccata è perfetta nella chiusura. Taccetti di nuovo con il mancino sul secondo palo, pallone che arriva a Ciccalè che non l'ha praticamente visto, ne riesce a correggere con la giusta forza e la giusta precisione. Pallone intercettato dalla numero 3, Simongini davanti ancora per Ciccalè, prolungato appena per Paglia che ha fatto un ottimo lavoro in precedenza e ora viene fermata dall'intervento di Murzilli. Un secondo tempo straordinario per Paglia che già nel primo tempo si era comportata benissimo. Rialzata Murzilli,
sempre tanto fair play che ci piace sottolineare. Meno di 8 minuti, 2-0 per le rosse, che ora possono battere il calcio di punizione. In area di rigore ci sono Ciccalè e Paglia. Ciccalè a dialogo con Simongini, che torna sui 10 metri. Sistemata la barriera, c'è soltanto Murzilli. Parte Taccetti con il mancino sul secondo palo. Ciccalè ancora una volta fallisce la possibilità del 3-0 e viene chiamato un time out da parte di Cinzia Benvenuti sul risultato di 2-0, un minuto di break. Dopo la chance avuta da Ciccalè per le rosse, pallone sul secondo palo, sul calcio di punizione battuto da Taccetti, non è arrivato il colpo del 3-0. Benvenuti ha immediatamente chiamato un time out per riorganizzare un po' le sue, perché il tempo stringe, meno di 8 minuti alla conclusione e in palio c'è la Coppa della quarta edizione. Simongini per Paglia contro Pedretti. Al centro Simongini, di nuovo Paglia che prova ad aggirare l'ostacolo Pedretti. Rimessa. Simongini scatta in avanti Ciccalè, non la perde di vista però Pinto. In velocità Simongini, poi scarica a destra allargando tutto il campo per la conclusione sul palo di Taccetti. Intanto a terra due giocatrici si sono scontrate tra di loro, Murzilli e Orru, mentre le rosse hanno avuto un'altra chance clamorosa con Taccetti che ha calciato fin troppo bene, centrando il palo, praticamente battuta nobile. Tanto si è rialzata Orru, sembra fatta d'acciaio. Qualche problema in più invece per Murzilli, perché il colpo è stato sulla schiena, quindi sicuramente più doloroso. Pamela Presto ne approfitta insieme a Ivana Affibbiato per dare indicazioni in particolare a Simongini e Paglia. Ora è Benvenuti ad approfittare del break per parlare con Orru. Si rialza intanto, e questa è un'ottima notizia, Chiara Murzilli della Fenice, e rimane in campo, quindi condizioni buone. Mandiamo un abbraccio intanto a Marta Fantasia, purtroppo ieri si è infortunata durante la semifinale, starà sicuramente guardando le sue compagne di questa avventura meravigliosa che sta per concludersi. Nobile per Orru, pressione di Ciccalè, non è alzato per Pedretti, è arrivata Paglia che sta togliendo ossigeno a qualsiasi avversario arrivi nella sua zona. Murzilli, Taccetti su di lei, tocca Ciccalè. Baraffa per Orru che va a sfidare Ciccalè, le ruba il pallone Ciccalè, torna Orru, deve intervenire Marzia Nobile con le mani. Orru rimane su Ciccalè su ordine di Pamela Presto. Orru tocca ancora Ciccalè, Baraffa per la rimessa, guarda in avanti, c'è soltanto Pedretti, si passa di nuovo da Orru.
Murzilli contro Taccetti, è uscita ancora una volta Paglia, giocatrice che sta diventando indispensabile. Ancora lei su questo pallone, è scivolata, poi resiste l'attacco di Baraffa che torna anche su Ciccalè, pallone portato fuori. Ma sottolineo ancora una volta la prestazione incredibile in termini di generosità, di corsa, di cuore e polmoni di Cristina Paglia. Simongini in avanti, è scappata Principi, in anticipo c'è però Orru, con il mancino prova a rientrare, lascia scorrere Pedretti in maniera intelligente, c'è la rimessa in avanti, tocca Paglia per l'ennesima volta, faccio il suo nome, rientra in campo Braccini, dentro anche Gregori al posto di Simongini. Baraffa per la rimessa laterale, molto vicino al calcio d'angolo, ferma tutto Paglia come al solito. Ora che corner, Orru contro Paglia, Orru le finte sulla 13, trova spazio per calciare, De Luca senza problemi, poi si autolancia, spazio in avanti per Braccini, servita bene, prova a liberarsi di Murzilli, è tornata in copertura anche Pedretti, non c'è bisogno, l'uscita con le mani al limite di Nobile. Pedretti ad impostare per le sue, sale un po' Braccini, pallone in avanti, Baraffa mette giù con il piattone, è arrivata Paglia, sterzata, riparte da Gregori. Settimana pazzesca per Lucia Gregori, il 15 giugno la finale dell'Occasa Falconara per lo scudetto della Serie A Fables e oggi la finale della Future Cup che sta vincendo sul parziale di 2-0 il punteggio. Mancano ancora però 5 minuti da giocare, pronta a rientrare Tattoli Marina del CLT per la formazione blu. Braccini in avanti da Principi, ancora Braccini, salta Baraffa, va la numero 6 con il mancino, ferma tutto Orru, poi Murzilli prova ad uscire dal traffico, Baraffa, il pallone che rimane lì, interviene Nobile, ma c'è intanto il fallo chiamato per l'intervento su Braccini da parte di Murzilli. Ha perso anche il parastinco Chiara Murzilli. L'arbitro dice fischio io, sistema la barriera a distanza. Quindi può andare Martina Principi. La rincorsa alla conclusione con il destro, fermata da Orru, deviazione in calcio d'angolo. Pallone ancora per la conclusione di Braccini che non si fa attendere. Non riesce però a indirizzare verso la porta. Altra rimessa per la formazione rossa, rientra Baraffa in copertura. Gregori, invitata al tiro, preferisce invece allargare per Braccini. Ancora Gregori. Braccini contro Ru. Porta il pallone fino in fondo, Braccini, lo tocca per ultima Chiara Murzilli. Calcio d'angolo, va a Canu, entrata da poco sul parquet del Carisport di Cesena. Principi lo stop, sistema il pallone per la conclusione, poi la sterzata sulla marcatura di Orru. Braccini, in area sempre Canu che cerca di non dare punti di riferimento, non riesce a pescarla però. Diletta Braccini, continua a dare indicazioni di Pamela Presto che non vuole cali di attenzione da parte delle sue nonostante il doppio vantaggio. Marzia Nobile in avanti, troppo per Pedretti. Braccini, vice capitano delle rosse per Gregori. Principi, sale un po' Orru, dalla parte opposta Braccini, in mezzo Principi, intercetta Baraffa, prova a ripartire, cade a terra Braccini. In qualche modo Principi si continua a lottare, arriva il contrasto tra Braccini e Baraffa, poi Orru che strappa il pallone, va col mancino e la mette all'incrocio, sveva Orru, arriva alla marcatura, carica le sue, accorcia 2-1, ora era il risultato della finale. Ha fatto tutto da sola Orru, è andata a prendersi questo pallone, poi l'ha incastonato sotto il 7.
tutta la forza di Orru, manca ormai pochissimo, in avanti Kanu, deve resistere la formazione rossa, deve continuare a crederci quella blu con Murzili in anticipo su Principi. Orru messa giù da Braccini, c'è un fallo. Meno di 3 minuti. Calcio di punizione, deve sfruttare bene il tempo che resta la formazione blu. C'è da asciugare però il parquet del Carri Sport, dove sta per concludersi l'edizione al femminile, ma rimanete qui con Carmine Esposito per le emozioni del maschile. Alle 15:17 le riprese del nostro Fabio Morra. Orru, la rincorsa, il mancino ancora sotto l'incrocio, questa volta arriva però con entrambe le mani De Luca, che prova a dare una svegliata a tutte le sue compagne. Pallone alzato, lo recupera Murzilli dalle retrovie, la conclusione fermata ancora da Principi. Esce Nobile a scorrere il pallone e guadagna la rimessa. Murzilli in avanti, non può arrivarci però Baraffa. C'è un calcio di punizione, il pallone è stato toccato prima che uscisse, se non sbaglio, da una maglia rossa, almeno così abbiamo visto dalla nostra postazione, con una visuale un po' coperta rispetto alla panchina alla nostra destra. Orru di nuovo sul pallone, poco fa ha provato a metterla sotto il 7, ci riprova con il suo mancino, no, questa volta una puntata fermata, allontanata da Simongini. Rimane in attacco però la formazione blu, ancora con Pedretti. Orru contro Braccini, occhio a questa sfida, respinta all'indietro. Orru va a Paglia a conquistare l'ennesimo pallone, poi però regalato di nuovo ad Orru, allargato il gioco per Pedretti, in avanti il pallone De Luca. Occhiata alle compagne, salta Murzilli all'indietro, interviene bene Nobile con le mani, lungo da Orru, mette giù Paglia su di lei. Buono lo scarico a destra per Murzilli, è rientrata anche Braccini che si sta impegnando tantissimo perché il risultato rimanga così, 2-1 per la Red. Orru contro Paglia. Orru, spazio sui 10 metri, chiuso ancora da Paglia, lanciata in campo aperto Braccini contro Nobile. Braccini con il mancino, fermata da Nobile, rimessa laterale, risultato ancora in bilico, non arriva il colpo del possibile KO. Simongini, è salita Zappia a sinistra, Simongini, Principi chiama il pallone, Paglia ma è chiusa. Simongini, Paglia, secondi preziosi guadagnati dalla formazione di Pamela Presto. Baraffa mette in fallo laterale. Paglia per Simongini in avanti, Zappia sposta il pallone sul primo controllo, guadagna la rimessa la formazione blu sull'imprecisione della numero 7. D'Agostino vuole velocità, vuole dribbling, vuole carattere in campo. Benvenuti per questo ultimo minuto di partita. Paglia contro Pedretti in scivolata, calcio d'angolo conquistato dall'ottimo lavoro della numero 13. Prestazione da voti altissimi. Torna in difesa Baraffa, si avvicina a Simongini, calcio d'angolo battuto, arretrato per Gregori e arriva Orru in campo aperto. Orru contro De Luca, rientra Zappia che va in scivolata e chiude Orru, forse l'ultimo assalto. Ancora Orru per il calcio d'angolo che verrà battuto in mezzo al pallone. De Luca di nuovo, Zappia allontana, continua a crederci con tutte le forze che ha la formazione blu di Benvenuti. Altro calcio d'angolo, anzi rimessa laterale. Orru in mezzo, forte De Luca, la butta nella propria porta con un'autorete. La finale torna sul 2-2 a meno di un minuto dalla fine. L'esultanza della squadra blu perché il risultato dice parità.
l'esultanza, un gol arrivato in maniera fortuita su un calcio d'angolo battuto da Orru davvero a pochi secondi dalla fine. Torna tutto sul risultato di 2-2. Le emozioni non finiscono mai qui al Carisport di Cesena. Paglia in velocità su Baraffa, arriva anche Orru, pallone che finisce fuori, Nobile rimette in gioco Orru contro Paglia, non si sposta la numero 6, arriva comunque Paglia a sporcare il pallone. Orru in avanti si muove D'Agostino, anche Baraffa l'ha vista Orru, va a servire la numero 9, lo stop con il petto, l'attacca Simongini, il varco centrale per Baraffa contro De Luca, ancora Baraffa con il destro, la ribalta Baraffa, 3-2 per la squadra blu, doppio vantaggio per le Red, completamente annullato e a pochissimo dalla sirena, l'eroina della giornata è Baraffa con il cuore alle telecamere, con il cuore che batte fortissimo, quello della squadra blu che aveva visto la finale allontanarsi, il trofeo allontanarsi, invece ora lo vede sempre più vicino, ci ha creduto, ci ha sperato, ma soprattutto l'ha cercato con tutte le forze possibili. Gregori in avanti, ferma tutto D'Agostino. La bellezza di questo sport sembrava praticamente fatta per la formazione rossa e invece l'ha ribaltata completamente la squadra blu e arriva la sirena ed è proprio così a vincere il trofeo della quarta edizione della Quinto Future Cup e la squadra di Cinzia Benvenuti in rimonta sulla formazione rossa che aveva dominato andando addirittura sul 2-0, aveva trovato più concretezza nelle sue esecuzioni e poi però l'ha ripresa la formazione blu con tutto il carattere che ha, prima la rete di Orru, poi l'autorete di De Luca per il 2-2 e alla fine la rete che vale il trofeo della quarta edizione ad opera di Baraffa a pochissimi secondi dalla sirena. Incredibile questo sport. Per le rosse erano state invece Martina Principi e ancora prima Diletta Braccini a siglare il parziale di 2-0. Non si è persa d'animo la formazione blu, l'abbraccio di di Marzia Nobile a Baraffa. Belle immagini di sport che ci arrivano dal movimento giovanile, da questo progetto straordinario che proseguirà nel tempo, iniziato a Salsomaggiore, ora si è spostato qui al Carisport di Cesena, dove le emozioni continueranno con il maschile nel pomeriggio, ma adesso la scena è tutta quanta della formazione di Cinzia Benvenuti, abbracciata dalle sue atlete in cerchio l'esultanza. I cori, la felicità di queste ragazze e le emozioni non sono davvero finite neanche per loro, perché in realtà tra poco verrà presa la decisione, la triplice decisione da parte del CT Francesca Salvatore, che come avevo ricordato tantissime volte, non ci stanchiamo di ricordare ancora, aggregherà al suo gruppo della nazionale italiana femminile nei primi 2 giorni a Policoro 3 ragazze provenienti dalla Quinto Future Cup, un'occasione per mettersi in evidenza. Le hanno sfruttata appieno queste ragazze, ancor più quelle della blu che in rimonta hanno conquistato il trofeo dopo la Royal di Alice Virdis, e quindi la formazione blu di Cinzia Benvenuti con una straordinaria Orru e con il capitano Jessica Favetta ad alzare la coppa della competizione. Da parte nostra è tutta, è entrato anche il CT Francesca Salvatore a consegnare le targhe, tra poco le premiazioni. Noi vi ringraziamo per averci seguito, rinnoviamo ancora i complimenti a Cinzia Benvenuti, vi facciamo anche a Pamela Presto e alla sua squadra rossa, grazie davvero a tutti, ci sentiamo oggi pomeriggio per il maschile, ciao!